stati ricoverati all'ospedale di Desio per avvelenamento da talio i suoceri di Domenico Del Zotto, figlio e fratello delle 3 vittime. La coppia non è mai stata in Friuli. Questo scagionerebbe la casa di Santa Marizia di Varmo. Sono operativi a Udine e Pordenone gli agenti più anziani d'Italia, lo ha certificato lo stesso capo della polizia, Franco Gabrielli. Coglie la palla al balzo il sindacato, a questa presa di coscienza seguono i fatti e si assumono nuove leve, dice l'UGL. Dopo le polemiche suscitate dal suo video girato al sacrario di Re di Puglia, il rapper friulano di origini ghanesi chiede scusa nella sua pagina Facebook. Non volevo offendere nessuno, è solo un vile pretesto per attaccarmi, dice. Si svolgerà sabato 25 novembre al Giovanni da Udine la 12ª edizione della Fiera del Lavoro dell'Alig, 66 aziende presenti per 300 posti, ospiti VIP Simona Ventura e Yuri Chechi, Telefriuli media partner dell'iniziativa. Ho sangue italiano, il mio primogenito è di Udine, anche noi siamo in lutto per la mancata qualificazione della nazionale. Il commento dell'ex bianconero Amoroso che via social dice il calcio italiano è diventato scarso. Signore e signori, buonasera e grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. I poliziotti più anziani d'Italia operano a Udine e Pordenone, come ha certificato lo stesso capo della polizia Franco Gabrielli. I poliziotti di Udine e Pordenone, assieme a quelli di Rieti, sono i più anziani d'Italia, con una media di 50 anni di età. Quanto i sindacati di categoria denunciano da anni è stato ora messo nero su bianco anche dal capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli. Finalmente se ne sono accorti. Il problema è cosa succederà adesso, anche perché, attenzione, fino ad aprile agenti non ce ne sono, assunzioni quindi sono, ripeto, ferme al 1987-1988, quindi un organico pari, proprio detto solo anche dal capo della polizia l'anno scorso, circa 23.000 uomini in meno solo nella Polizia di Stato. Vorrei vedere cosa succederà per il Friuli Venezia Giulia. Udine manda delle persone ai confini, ma ha problemi Udine città, i colleghi a Udine sono in meno. Sono meno che a Pordenone, il territorio è ancora più vasto. Pordenone ha un ammanco di circa 90 uomini e abbiamo il sindaco che ho saputo partire per Roma per chiedere un aumento di personale. Ma non sono solo i numeri ad avere un peso nell'attività di chi si occupa quotidianamente di sicurezza. Una sicurezza che non deve avvenire solo perché abbiamo più uomini, attenzione, una sicurezza però che va valutata a livello legislativo. Allora, se vogliamo fare sicurezza, dobbiamo fare delle leggi speciali in Italia, perché se no la polizia, ne possiamo mettere 50.000 di poliziotti in ogni strada, ma non che se non può fare nulla il poliziotto ha così le mani legate.